Buongiorno, sono Alberto Policriti e sono il vice coordinatore del corso in informatica e scienze matematiche e fisiche. Siamo nel parco dell'Università di Udine, della sede storica dell'Università di Udine, e intendo presentarvi questo corso di dottorato che ha sede presso il Dipartimento di Matematica e Informatica della nostra università. Il corso ha due anime, l'anima informatica e l'anima matematica, e la componente fisica correlata. E i suoi predecessori sono il corso di dottorato in informatica e quello in matematica e fisica, che si sono uniti da quest'anno. Il 30° ciclo quindi è il secondo ciclo in cui il dottorato viene offerto in forma congiunta. Le tematiche che affrontiamo nelle due anime del corso di dottorato sono quelle classiche dell'informatica e della matematica e riguardano le applicazioni dell'informatica a praticamente tutti i campi importanti, e lo stesso si può dire della matematica, quindi applicazioni quali ricerche in sistemi operativi, in algoritmica, in verifica di sistemi a stati finiti e infiniti, e in matematica le tematiche che vanno dalla teoria dei numeri all'algebra all'analisi numerica. Il nostro corpo docente è ampio, ci sono rappresentanti di quasi tutte le discipline importanti e consente quindi allo studente di avere una completa scelta in termini di possibilità per la ricerca. Il progetto formativo prevede ovviamente lo sviluppo di un'attività individuale che viene coordinata mediante un rapporto diretto con uno dei docenti, con il quale lo studente stabilisce un progetto di ricerca individuale e varie altre attività formative, tra le quali un minimo di attività didattica e il conseguimento di un certo numero di crediti che riguardano attività di didattica che lo studente deve seguire a livello avanzato. I 3 anni di corso di dottorato sono una bella esperienza, sono un modo per crescere, per arrivare alle frontiere della disciplina nella quale avete conseguito la laurea magistrale, e vi consente di vedere le frontiere appunto della ricerca nel vostro campo. Ma è un'attività importante anche da molti altri punti di vista, se non altro e soprattutto forse perché vi consente di venire a contatto con il mondo scientifico nazionale e internazionale della disciplina che avrete scelto di studiare e di approfondire. Gli sbocchi professionali sono molteplici. Il primo, il più importante, ovviamente è nel campo della ricerca, quindi una formazione che vi consentirà di dirvi ricercatori nell'area che avrete scelto, ma diventa via via sempre più importante anche la possibilità di entrare in laboratori di ricerca privati o in grandi compagnie dove il terzo livello di formazione risulta essere una sorta di prerequisito per favorire lo sviluppo. Prima di salutarvi voglio sostanzialmente invitarvi a venire a parlare con noi. Il modo migliore per stabilire se il corso di dottorato che intendete seguire è ciò che effettivamente vi interessa e vi stimolerà è quello di confrontarvi con i vostri futuri docenti, con le persone con le quali dovrete stabilire un rapporto anche molto stretto, perché il lavoro della ricerca ad un livello così alto richiede un contatto continuo con i vostri collaboratori. Venire a parlare con i docenti significa anche vedere qual è l'ambiente nel quale dovrete lavorare, conoscere i vostri potenziali colleghi e quindi vi garantirà la possibilità di prevedere ciò che vi aspetta nei prossimi 3 anni. Avrete anche un periodo all'estero, come dicevo, e quindi per esempio potrete informarvi con loro circa quello che ragionevolmente vi aspetta in quel campo. Vi saluto e vi ringrazio.